Eccoci qui, oggi siamo in alta quota nel cuore delle Dolomiti d'Ampezzo. Qui si possono ammirare panorami meravigliosi come questo qui, le sorgenti del Boite. Il Boite nasce proprio qui, nei pascoli di Rastua, e pensa che Stua in ampezzano significa fermare il corso di un fiume. Proprio qui infatti il fiume veniva sbarrato e si dice servisse per creare una diga che poi avrebbe portato il legname lungo il Boite, poi verso il Piave, fino ad arrivare a Venezia. Si collegavano così mari e monti. E questo? Beh, questo è sempre il Boite, un po' più a valle, ma non tanto, Guarda che meraviglia! Anche se in questo periodo dell'anno la portata d'acqua non è al suo picco, al suo massimo, veramente ne vale la pena e da qui si può sentire tutta la potenza di questo fiume e le sue gelide acque. Le acque che vedi qui provengono dall'altipiano di Fosses. Le acque, per un fenomeno carsico, rimangono sotterranee per poi riemergere poco più sopra, dove eravamo prima, e dare poi vita a questo bellissimo fenomeno naturale. L'acqua è definita anche oro blu, e in questo caso è letterale. Il colore azzurrino che vedi qui è dovuto al disgelo, che regala un apporto di minerali di Ionia a questo bellissimo torrente. Visita il Parco Naturale Le Dolomiti d'Ampezzo, escursioni mozzafiato, valli incantate, boschi e laghi magici, sport estivi e ovviamente invernali. Informati sul sito dolomitiparco.com. Wow, quanto bello è questo parco! La classe non è acqua,